Buongiorno, siete collegati col centro operativo di Zogne, siamo fuori il municipio e vicino alla stazione ferroviaria, l'unica nella quale arrivano i treni con gli sfollati dall'Ucraina. In questo paese di 5.000 anime, dove hanno una stazione ferroviaria trasformata in hub di ricevimento, le dimensioni sono come quella di Casarza della Delizia, per comprendersi, una biglietteria, un bar, alcune salette, 4 bagni, il tutto trasformato in punto medico e dormitorio per i bambini che arrivano affaticati e stanchi. Ma sentiamo dalla voce del console onorario dottor Sarcià quanto è successo negli ultimi 15 giorni. Poi di nuovo a voi la linea studio. Ci troviamo a Záhony, abbiamo l'opportunità di parlare con Roberto Sarcià, console onorario d'Italia di questa regione in Ungheria, friulano doc, da oltre 30 anni in Ungheria, con il quale analizzeremo questo ultimo periodo, le necessità di questa grande emergenza. A te Roberto. Sì, sicuramente voi giornalisti avreste visto con i propri occhi quello che sta succedendo. Noi siamo qui ormai da 15 giorni che cerchiamo di dare supporto a tutti. In particolare dal 24 di febbraio fino ai giorni d'oggi, 15 giorni circa, abbiamo cercato di dare supporto e aiuto per l'evacuazione dei rifugiati. Nei primi giorni, nei primi 4-5 giorni abbiamo avuto molte situazioni con cittadini italiani che scappavano appunto dal paese in tutte le maniere, e con le proprie famiglie, con i propri bambini, perciò abbiamo cercato di dare supporto, assistenza a loro in primis. Dopodiché nel frattempo, dato che i primi giorni sono stati molto caotici e molto particolari, la nostra presenza ha dato aiuto a tutti i profughi indistintamente, in particolare ai bambini, agli orfani, alle famiglie diciamo bisognose. Per quanto riguarda i passaggi, ormai siamo arrivati a quasi 230.000 profughi passati attraverso queste 4 frontiere dove ci troviamo in questo momento. Abbiamo dal 1° di marzo ad oggi un flusso di 13-14.000 persone al giorno. Come dicevo prima, la logistica nell'ultima settimana sta funzionando bene, le autorità locali hanno attivato tutte le possibilità diciamo, di evacuazione sia via strada che via ferrovia, oppure chi ha deciso anche purtroppo a piedi. Questa è la situazione in questo momento. Per quanto riguarda gli aiuti, qui sulle frontiere ci sono tutte le associazioni, in particolare ungheresi, che si stanno dando da fare con chiaramente la regia del governo ungherese. Se qualcuno avesse intenzione di mandare degli aiuti, vi consigliamo appunto di rivolgersi o alle associazioni presenti qui in frontiera, già presenti, oppure avere già eventualmente dei contatti con le associazioni oltre confine, cioè ucraine. Ci aspettiamo nei prossimi giorni ondate diciamo maggiori, superiori di persone, però la macchina diciamo degli aiuti sta funzionando molto bene. Questo è tutto per ora. Bene, ringraziamo Roberto Sarcià, lo lasciamo ritornare al suo lavoro. Grazie veramente di aver trovato uno spazio, per un saluto anche a tutti i friulani. Mandi e buon lavoro.